Buongiorno e benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie di questa edizione. Indagini sulle discariche, anche il candidato alle europee Luca Orlando insieme al capo della protezione civile Cocina, oltre a RAP e Oikos, fra gli indagati della procura di Catania. L'ex sindaco di Palermo dice chiarirò e ho piena fiducia nella magistratura. Crisi idrica, imprenditori e cittadini esasperati in marcia da Agrigento per la beffa del mancato adeguamento della rete cittadina, non sfruttati oltre 44 milioni di euro. L'industria italiana rinasce dalla Sicilia, pioggia di milioni di euro per i 4 poli isolani, dalla chimica green di Gela e Priolo all'industria produttiva di Termini Imerese, passando per la microelettronica nell'Etna Valley. Il cimitero nel degrado è quello di San Giovanni Galermo a Catania, con liquami che fuoriescono dai bagni erba alta e un vecchio deposito fatiscente che rischia di crollare. In Italia, nei primi 3 mesi del 2024, hanno chiuso in media 4 negozi ogni ora. Sono le stime di Confesercenti, anche in Sicilia, dati allarmanti. 30% di sconto sulla Tari per le famiglie messinesi è il frutto della politica dell'amministrazione per stanare i furbetti che sono tornati a pagare. L'allegria contagiosa di Etna Comics, presentato ufficialmente il Festival Internazionale del Fumetto, del Gioco e della Cultura Pop. Catania, dopo l'ufficializzazione di Faggiano, è atteso a breve quella del nuovo allenatore toscano a Palermo per la panchina, in pole Paolo Zanetti. Di nuovo bentrovati. Ci sono dunque anche il capo della protezione civile regionale, l'ex sindaco di Palermo, fra gli indagati per lo scandalo emergenza rifiuti in Sicilia. Salvo Cocina e Leoluca Orlando hanno ricevuto un avviso di conclusione indagini insieme ad altre 30 persone, fra cui tecnici, amministratori e gli imprenditori. Proto, Maglio Viola. Non solo la discarica Oikos nel Catanese, ma un sistema illecito di smaltimento dei rifiuti che coinvolge anche la RAP di Palermo. Sono 32 gli avvisi di conclusione indagine notificati ieri sera. Tra gli indagati ci sono nomi noti e illustri. Oltre agli imprenditori della Oikos, Orazio e Domenico Proto, c'è anche il capo dipartimento della protezione civile regionale, Salvo Cocina, alcuni dirigenti e tecnici allora della RAP e l'allora sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, nonché i 3 commissari nominati dal prefetto di Catania per la gestione della discarica fra il 2014 e il 2017, Maurizio Cassarino, Riccardo Tenti e Stefano Scammacca. L'avviso di chiusura indagine riguarda anche le 2 società e i legali rappresentanti, ovvero RAP SPA e Oikos SPA. In sostanza, durante l'emergenza rifiuti, l'impianto di Bellolampo per il trattamento funzionava male e questo era noto a tutti. I rifiuti conferiti a Catania come frazione secca in realtà erano indifferenziati. La procura ha chiesto anche il sequestro dei beni delle 2 società, ma non lo ha ottenuto. Contro questa decisione del giudice per le indagini preliminari, la procura di Catania ha presentato parziale appello, tornando a chiedere la riforma della decisione con il sequestro dei beni della RAP e della Oikos. Si difende Leoluca Orlando, allora sindaco di Palermo, che attacca la regione. Sarà mio dovere, dice, chiarire la piena legittimità delle attività da me svolte come sindaco, che ha dovuto fronteggiare un'emergenza determinata dall'assenza di un piano regionale dei rifiuti e dell'impiantistica pubblica e nello specifico causata dai ritardi da parte della regione. Siccità sull'isola, ad Agrigento indetta una marcia di protesta promossa da molte sigle civiche e dalle organizzazioni imprenditoriali, anche per sottolineare la beffa di non aver sfruttato 44 milioni di euro per il recupero della rete idrica cittadina. Sentiamo Davide Sardo. Gli agrigentini assetati si sono radunati a Porta di Ponte, l'ingresso al centro storico di Agrigento. Hanno manifestato esasperazione ma non rassegnazione a fronte della perdurante grave crisi idrica e della prospettiva di mancanza di rimedi. I turni di distribuzione in città superano anche i 10 giorni. Il corteo, organizzato dal cartello sociale, ovvero Diocesi, CGIL, CISL e GUIL, in collaborazione con associazioni civiche, ha marciato lungo la via Atenea, affollata adesso di tanti turisti, verso piazza Pirandello, innanzi al municipio. Sono stati sollevati cartelli con la scritta "Vogliamo l'acqua" e poi fischietti e tamburi, quasi come fosse la processione di San Calogero, il santo dei miracoli e delle grazie, venerato da Agrigento più del patrono San Gerlando. Ad accompagnare la contestazione anche la musica di un gruppo locale. Vogliamo l'acqua tutto il tempo possibile e necessario con turni umani e non di certo ogni 20 giorni e con turni lunghissimi nei vari quartieri. Non possiamo stare senza acqua, è ridicolo, che ci aiutino a fare qualcosa. Non è ammissibile
e mortificare e vessare i cittadini, e le imprese hanno difficoltà enormi per garantire il servizio ai turisti. Noto con dispiacere che mancano le istituzioni, manca il sindaco, manca l'amministrazione, mancano i consiglieri che dovrebbero rappresentare le istanze dei cittadini. Scusate, dove sono? Io non ho visto nessuno e questo mi dispiace. Probabilmente questo è un segnale. Innanzi a Palazzo San Domenico, sede del comune, si è svolto un sit-in. Una delegazione di manifestanti ha raggiunto il terzo piano e ha consegnato al sindaco un documento sui motivi della protesta. Uno su tutti, la beffa di non essere stati capaci di sfruttare gli oltre 44 milioni di euro per il recupero della rete idrica cittadina, un colabrodo che disperde lungo il tragitto più del 50% dell'acqua immessa nelle condotte. Non sono escluse altre giornate di mobilitazione. Sull'industria si punta per il rilancio del Sud, partendo proprio dalla Sicilia. Piovono milioni sulle aree dell'isola e il ministro Adolfo Urso mette in fila 4 progetti che potranno rappresentare il futuro del paese e non solo della regione. Maglio Viola. Pioggia di soldi sulla Sicilia per il rilancio del settore industriale in crisi. Sono 4 i grandi finanziamenti che incideranno in maniera significativa su 3 importanti aree industriali siciliane per fare dell'isola quella che era negli anni del boom. L'industria italiana riparte dalla Sicilia. L'affermazione è del ministro del Made in Italy Adolfo Urso, che ieri a Catania ha approfittato della sua visita in città per rilanciare un insieme di progetti che vanno da Termini Imerese fino alla STM, passando per Gela. Si parte proprio da Catania e dalla STM, dove nascerà il nuovo impianto manifatturiero di carburo di silicio destinato all'alta tecnologia. Un piano di investimento da 5 miliardi, di cui 2 miliardi di supporto pubblico. 2000 posti di lavoro già creati, 1600 in prospettiva, con l'arrivo della produzione nel 2026 e un piano economico industriale che va fino al 2033. Ma ieri è stato anche il giorno dell'affidamento a Pelligra dello stabilimento ex Blutech di Termini Imerese in provincia di Palermo. Il Ministero non teme il ricorso pendente davanti al TAR. Quello del Lazio si è dichiarato incompetente ed ha passato la palla a Palermo, ma intanto l'affidamento è stato formalizzato senza aspettare il pronunciamento del tribunale. Ma guardando a Termini Imerese non c'è soltanto ex Fiat Blutech. Dai fondi FSC arrivano anche 30 milioni di euro per l'Interporto, la struttura di stoccaggio e distribuzione a servizio del porto di Termini. Infine Gela, con 25 milioni di euro attraverso Invitalia per la riconversione dell'area industriale ex petrolifera. L'industria riparte da qui e la Sicilia, dice Urso, diventerà la terra del futuro per l'Italia. Vi mostriamo adesso le condizioni di degrado del cimitero di San Giovanni Galermo a Catania. C'è persino una fogna a cielo aperto tra le tombe, molte delle quali sono ricoperte dalla vegetazione incolta. Tonino De Mano. Liquami che fuoriescono dai bagni, chiusi da 2 anni, erba alta, un vecchio deposito talmente fatiscente che rischia di crollare, sporcizie ovunque ed escrementi. Ecco le condizioni del cimitero di San Giovanni Galermo, un luogo dove rispetto e dignità sono stati persi da tempo. Il degrado è sotto gli occhi di tutti, basta una telecamera per mostrare lo scempio, basta un microfono per denunciare e raccogliere lo sfogo dei cittadini. La luce manca sempre, le bollette le paghiamo, però luce non ce n'è quasi mai. Com'è possibile? Signor Sindaco, si vuole interessare per questo cimitero di San Giovanni Galermo, la prego caldamente. Il cimitero di San Giovanni Galermo è piccolo, non è come il cimitero di Catania, quindi basta poco per ridare un po' di dignità a questo luogo, ecco. Non è che esiste solo il cimitero, quello ufficiale, c'è anche quello ufficioso piccolino che fa parte della città di Catania. I vialetti del Camposanto sono in parte invasi da rivoli nauseabondi che addirittura circondano le tombe. Mi ritrovo in questa situazione incresciosa con tutta la melma e per passare, prendere l'acqua, devo scavalcare. Abbiamo notato anche un nido di vespe e quindi comporta che io, ad esempio, che sono allergica, posso subire uno shock anafilattico. Il degrado del cimitero di San Giovanni Galermo è stato più volte segnalato alla nostra linea di WhatsApp al numero 342 74 55 005. La speranza è che il nostro servizio denuncia non equivalga a lettera morta.
A Catania controlli nei locali del centro storico, nell'area di Piazza Vincenzo Bellini. La polizia ha riscontrato carenze igieniche e irregolarità in 2 attività e contestato violazioni amministrative per 9.700 euro. Sequestrati 15 kg di prodotti alimentari surgelati di vario genere in uno dei 2 locali. Sono emerse anche violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Una donna di 54 anni è stata denunciata per una maxi rissa che si è verificata a Palermo. Un'aggressione a colpi di bottiglie che ha coinvolto diverse persone che sono fuggite all'arrivo dei carabinieri. Diverse le auto danneggiate, si indaga per comprendere i motivi della rissa e chi vi ha partecipato. In Italia, questa è la notizia che vediamo adesso, chiudono 4 aziende l'ora. È il bilancio di Confesercenti sul triste primato che ha colpito anche la Sicilia, dove i negozi non reggono nel tempo mentre gli acquisti online crescono. Sentiamo Simona Mazzone. Nel primo trimestre del 2024 hanno chiuso 4 aziende l'ora e il triste primato stimato da Confesercenti, più consegne dell'online e meno negozi, con la conseguente scomparsa di quasi 10.000 imprese del commercio al dettaglio. In cima alle regioni che subiscono la perdita maggiore anche la Sicilia. Anche in Sicilia i dati non sono assolutamente confortanti, soprattutto con riferimento a quella che è la natalità, delle aziende, quindi la nascita di nuove aziende, con un tasso che oscilla qui in Sicilia tra il 3,8 e il 4,5%. Dati che riguardano quasi tutte le province siciliane. La Sicilia è l'unica regione d'Italia dove 7 province su 9 registrano una media di natalità abbondantemente al di sotto rispetto a quella che è la media nazionale. Con la migrazione degli acquisti verso le piattaforme internazionali di e-commerce, che spesso pagano le imposte in altri paesi, migra anche il gettito fiscale. Secondo le stime dell'associazione, il fisco italiano ha perso dal 2014 ad oggi oltre 5 miliardi di euro di tasse. Riteniamo come Confesercenti che vi è la necessità impellente di sviluppare una nuova politica europea che possa finalmente magari offrire strumenti adeguati a sostegno delle imprese del territorio, soprattutto con riferimento al comparto del commercio. La desertificazione delle attività commerciali colpisce tutto il territorio nazionale, anche se a registrare i saldi peggiori sono le regioni con un tessuto commerciale più sviluppato, mentre aumentano gli acquisti online, più 13% nel 2024. Ci spostiamo adesso nell'Agrigentino. Il cadavere di un uomo è stato ritrovato fra l'erba alta a Bonamorone. Sul posto sono presenti più pattuglie dei militari dell'Arma. Il corpo, stando a quanto emerge in questi minuti, è in avanzato stato di decomposizione. I carabinieri non sono ancora riusciti ad identificarlo. Al momento è fitto il mistero su quanto sia accaduto. Beni immobili per quasi 400.000 euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Catania a un imprenditore di Palagonia nel commercio al dettaglio e nell'e-commerce di articoli di cancelleria. Nell'ambito, tutto questo, delle indagini su una presunta truffa sul cosiddetto bonus cultura a favore di neo-diciottenni. L'uomo è stato denunciato per truffa aggravata. Sono circa 1.000 i ragazzi in tutta Italia che avrebbero approfittato dell'occasione utilizzando in maniera indebita il buono. A Messina adesso, dove scende la Tari, la tassa sulla spazzatura. Grazie alla raccolta differenziata e alla scoperta di diversi evasori, nel 2024 si pagherà anche il 30% in meno. Francesco Triolo. Pagare tutti per pagare meno, l'obiettivo dichiarato dal Comune di Messina con la campagna anti-evasione sui tributi avviata nei mesi scorsi ha portato ad un risultato. La Tari 2024 sarà più leggera, anche del 30%. A questo si è arrivati grazie all'attività portata avanti per scovare gli evasori, secondo lo slogan pagare tutti per pagare meno. Questo nonostante il costo dei rifiuti resti praticamente invariato. Negli ultimi 12 mesi infatti sono partite migliaia di avvisi, accertate migliaia di posizioni non regolari o non registrate, per arrivare a questo risultato possibile anche grazie al 57% di raccolta differenziata raggiunto in questi anni. A Messina, se nel 2023 una famiglia di 3 persone aveva pagato in media 439 euro di Tari, nel 2024 riceverà una bolletta di 294 euro.
Queste le proiezioni che dicono anche come nel 2025 si potrà scendere anche a 260 euro. Riduzioni per le utenze domestiche ma anche su quelle commerciali. L'attività accertativa non è ancora finita e potrebbero arrivare ulteriori buone notizie, per esempio per chi attende le graduatorie per gli sconti e le esenzioni dalla Tari all'IMU, perché anche lì la campagna di caccia agli evasori ha portato ad un aumento dell'imposta versata, passata dai 35 milioni a 40 milioni. Ultimo appuntamento con i confronti elettorali a una settimana esatta dal voto per le europee del 2024. Oggi alle 14.30 in diretta su Telecolor, in replica alle 21.30 su Antenna Sicilia, nuova puntata del Punto nell'edizione speciale dedicata appunto alle elezioni curata e condotta da Luca Ciliberti. Saranno presenti all'incontro il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Salvo Pogliese, il segretario regionale del PD Anthony Barbagallo, il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola, la deputata nazionale della Lega Valeria Sudano e il capogruppo di Forza Italia all'Ars Stefano Pellegrino. Con loro i giornalisti Miriam Di Peri, Antonio Condorelli e Michela Giuffrida. Il programma sarà trasmesso, ve lo ricordiamo, anche in streaming sulla Sicilia Web e Sicilia Play. Dalla casa di reclusione di Noto alle aree verdi di Avola per curare l'ambiente. È il progetto realizzato con la diocesi, un'occasione per i detenuti che possono dimostrare di essere cambiati. Francesco Loi. La vita al di fuori di queste sbarre. Si contano i giorni che separano dal fine pena, ma nel frattempo arriva l'occasione per rimettersi in gioco. Uno deve dire grazie perché ti danno la possibilità di un reinserimento sociale, perché nella vita tutti sbagliamo, tutti possiamo continuare a sbagliare, però è bello anche rialzarsi, sapere soprattutto rialzarsi. Lui è uno dei detenuti coinvolti nel progetto Green, un'opportunità data dal carcere di Noto con la diocesi e l'associazione Livatino. Accade tutto qui ad Avola. Erano in realtà 3 detenuti, uno è stato rimesso in libertà. Si tratta di un protocollo che prevede tantissime attività di pubblica utilità come servire alla mensa della Caritas. E così la pulizia di un'area verde acquista un grande significato. Da un lato si dimostra che si è cambiati, dall'altro si cura l'ambiente. Sono progetti importanti questi. Sicuramente fanno parte di un reinserimento ugualmente per una buona condotta, perché all'interno dell'istituto si vive soprattutto di questo, perché uno deve dare soprattutto dimostrazione di reinserirsi sia all'interno dell'istituto ma anche fuori. Un progetto che è nato nel cuore di Monsignor Romeo. È un seme di speranza, soprattutto per chi deve ritornare alla vita di prima con molta normalità, segnato sicuramente dalle sofferenze. Il loro servizio, una grande testimonianza che per tutti c'è una seconda possibilità. Trasfusione con sangue infetto. La Corte d'Appello di Catania ha condannato il Ministero della Salute a un risarcimento complessivo di 500.000 euro a 2 coniugi. Il caso riguarda una donna che negli anni 70 è stata sottoposta a trasfusioni di sangue, che negli anni 2000 ha poi scoperto di essere positiva al virus dell'HIV e di aver anche contratto l'epatite C. Da successivi accertamenti è emerso che anche il marito aveva contratto l'epatite C per contagio dalla moglie. Entrambi vanno risarciti. Mancano pochi giorni all'inaugurazione di Etna Comics, che torna anche quest'anno con la sua 12ª edizione, ricca di ospiti e di aree tematiche dedicate a fumetti, cinema, giochi e collezionismo. Simona Mazzone. Il taglio del nastro è fissato per giovedì 6 giugno alle 10, quando prenderà il via il più spettacolare appuntamento dedicato a fumetti, cinema, giochi, collezionismo. Etna Comics, alla sua 12ª edizione, allestita alle Ciminiere di Catania, in una location completamente rimodulata per dare spazio ai lavori di riqualificazione dell'area, e in numerose altre zone della città, con eventi collaterali come Etna Comics Plaza in piazza Giovanni XXIII, all'esterno della metro, il cui sottopasso verrà utilizzato come
collegamento per raggiungere la manifestazione. Un grande show con 12 aree tematiche, poi creator, artisti, registi e zero calcare, cui è stata affidata la locandina di questa edizione. Per tutti è stata una bella sorpresa non vedere un Pirandello in un festival del fumetto. E poi perché a firmare questo manifesto è Zero Calcare, che attualmente è l'autore più importante che c'è in Italia. Sarà presente? Ovviamente sì, sarà presente il 6 e il 7 di giugno, presenterà anche il suo nuovo libro a Catania, farà dei firmacopie, sarà presente al premio Angelo D'Arrigo. Ci saranno Derek Robertson direttamente dagli Stati Uniti, gli autori della Sergio Bonelli editore, e poi ospiti di casa Disney, della Marvel e l'attore Nino Frassica, che presenterà il suo ultimo film 30 anni di meno, solo per citarne alcuni. Tutti i visitatori si tufferanno ancora una volta in un'atmosfera fantasy, dove anche il sindaco trantino collocherebbe l'amministratore di questa città. Sicuramente hanno sbagliato i catanesi a prendere me, il problema è che mi hanno detto che avevano già sondato la disponibilità di Superman, di Thor e di altri, ma non erano disponibili, quindi alla fine sono dovuti accontentare di me. Spazio anche alla beneficenza, il ricavato di un'assa a tema verrà devoluto alla locanda del Samaritano. Adesso ci fermiamo, piccola pausa per noi, torniamo fra poco con lo sport. Ben ritrovati, seconda parte del telegiornale con lo sport in primo piano. Partiamo dal calcio con il Catania che pianifica la nuova stagione dopo l'accordo con il DS Faggiano. È imminente l'ingaggio del tecnico toscano che dovrebbe firmare un contratto triennale. Poi si penserà alla campagna di rafforzamento. Tonino De Mana. Il primo tassello è stato a posto con l'arrivo del DS Daniele Faggiano. Ora tocca al secondo, ovvero chi dalla panchina dovrà guidare il nuovo Catania. Il vicepresidente Grella stringe i tempi e dopo l'accordo e la conseguente stretta di mano con Faggiano è pronto a dare l'assalto a Mimmo Toscano, tra i protagonisti della promozione in B del Cesena. Il nuovo allenatore, unico nella storia del calcio italiano ad aver vinto 5 campionati di Serie C, dovrebbe firmare un contratto triennale, fumata bianca prevista all'inizio della prossima settimana. A quel punto si metteranno le basi per costruire una squadra che al momento è composta da 28 elementi con ben 9 attaccanti in organico. Saranno tanti i movimenti in entrata ed in uscita, molti giocatori non hanno convinto caratterialmente, altri torneranno alla base per fine prestito e difficilmente si cercherà di trattenerli. In questo senso sarà fondamentale l'apporto e la conoscenza di Faggiano, che si è formato sotto l'ala protettiva di Giorgio Perinetti e che vanta già la scoperta di talenti come Scamacca, Badel, Kuluseschi e Destro. Una società, il Catania, che ritrova dopo mesi la figura del direttore sportivo e da lì riparte per lanciare l'assalto alla Serie B. Mentre Radio Mercato gracchia alcuni nomi, Malcore, Artistico e Flavio Russo, quest'ultimo fresco vincitore dello scudetto primavera con il Sassuolo, la dirigenza rossazzurra pianifica anche il ritiro precampionato che, a meno di clamorose sorprese, dovrebbe svolgersi ad Assisi a metà di luglio. Raduno in sede qualche giorno prima per le consuete visite mediche. Giorni di lavoro ovviamente anche in casa Palermo. La dirigenza rosanera è alla ricerca del nuovo allenatore che dovrebbe essere Paolo Zanetti. Palermo che vuole anche chiudere per un nuovo direttore sportivo. Marco Gulla. Il Palermo ha ormai scelto il suo nuovo allenatore, a meno di clamorosi colpi di scena dovrebbe essere Paolo Zanetti. I contatti infatti tra l'allenatore ex Empoli e il City Group sono diventati sempre più fitti negli ultimi giorni. Zanetti, che ha un contratto con l'Empoli fino al 2026, che però potrebbe essere rescisso a stretto giro, spinge per insediarsi sulla panchina rosanero e l'affare dovrebbe chiudersi a prescindere da quello che sarà il nuovo direttore sportivo. Rinaudo non dovrebbe rimanere, si è parlato di Petracchi, Tognozzi e Meluso, ma tutto tace. Si vedrà nei prossimi giorni. In tanti cominciano a sondare il terreno per Brunori, Genoa, Empoli, Impol, ma il Palermo rischia di perdere qualcuno anche a centrocampo. Segre attende ancora il rinnovo che tarda ad arrivare e Gomez ha fatto sapere attraverso la gente che senza la Serie A è pronto a guardarsi intorno. Difficile un prolungamento per Stulaz in scadenza tra un anno e tra un mese, finito il prestito, torneranno alle rispettive basi Henderson, Koulibaly, Traoré e Mancuso. Marconi e Kanulic hanno già salutato e non è sicuro del posto neanche chi è stato acquistato di recente, ma ha reso al di sotto delle aspettative, come Di Francesco, Insigne, Basic e Ceccaroni. Gli altri sport adesso con il sogno tricolore delle formazioni catanesi di calcio a 5 e beach soccer. La meta è in finale scudetto, quelle sulla sabbia sono partite con il piede giusto. Francesco Triolo.
Il sogno tricolore che rotola insieme ad un pallone, sulla sabbia o su un parquet, poco importa. Meta Catania, Catania Beach Soccer e We Beach Catania puntano allo scudetto. Alla finale è arrivata la meta, conquistandola proprio sul campo di quel Pesaro che 4 stagioni fa le tolse lo scudetto. Adesso i rossazzurri si giocheranno il tricolore per la seconda volta nella loro storia, grazie alla vittoria ottenuta per 5-3. Una gara che ha visto un super tornatore decisivo e determinante tra i pali ed una squadra che ha voluto fortemente questa finale con qualità e cuore, vittoria di un gruppo importante che adesso sogna e vuole conquistare quel tricolore tanto desiderato. Così come il Catania Beach Soccer che ha vinto la gara d'esordio della corsa scudetto contro la San Benedettese, Etnei sempre avanti in vantaggio con Giordano, raddoppio di Rafael Padilla, sul finire del primo tempo la San Benedettese di mezzo svantaggio. Nella ripresa Be Martins trasforma il tiro libero, subito dopo Caiche realizza il 4-1 e Marco Giordani porta a 5 le reti prima che la Samba accorci anche le distanze. È la prima di 3 gare ravvicinate per gli etnei che avranno l'epilogo con la finale di Supercoppa contro Viareggio. Da applausi anche l'esordio del We Beach Catania contro la Roma, superata per 8-5. È tutto per questa edizione, la prossima alle ore 20. Grazie per averci seguito, un buon pomeriggio.